Va ora in onda la rassegna stampa. It seems just like yesterday when we were standing here. The Yankees hat upon my head and your voice in my ear. You talked about the future and all the things we do. I never thought your loving words would frighten me from you. I remember when I sold my car to board that train. You said you were sure that I would not come back again. Now you see with your own eyes and start to realize I'm not the man I thought I was, so try to sympathize. The way you think about your life is gonna change tonight. Don't even try on that frown, 'cause your man is back in town. I'm sure you've been thinking about just where the hell I've been. I painted your own pictures of the trouble I got in. There were times I will admit my heart's are better days, but I'm the type that has to lose to find out how it made. I know you're talking too much about things we cannot change. I know you think it's crazy, but I'm here to set things straight. I'm standing here to say that I'll give love a try. It's my complicated way to say I simplify. The way you think about your life is gonna change tonight. Don't even try on that frown, 'cause your man is back in town. Baby, it's cool to take your time. I was a fool out of my mind. So let's jump off of this merry-go-round, 'cause your man is back in town. I was trying to wait, now I'm back to stay. I was wrong to think there was a better way. Now I see with my own eyes, about time I realize. I hope in time you will forgive, I'll never leave your side. The way you think about your life is gonna change tonight. Don't even try on that frown, 'cause your man is back in town. Baby, it's cool to take your time. I was a fool out of my mind. So let's jump off of this merry-go-round, 'cause your man is back in town. So let's jump off of this merry-go-round, 'cause your man is back in town. Buenos días. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti quanti voi, gentili ascoltatori. Una cordiale buona giornata e benvenuti nella rassegna stampa. Sono le ore 8:36 di oggi. Siamo a lunedì 24 agosto 2026 e dunque bentornati qua in questo consueto appuntamento mattutino di informazione. Radio Libertà è orgogliosa e onorata di spalancarvi le porte dello spazio con la lettura del meglio dei giornali che troverete oggi in edicola, in tutto in compagnia del sottoscritto Lorenzo Grossi, collaboratore del sito della radio, scandalosamente padrone di casa provvisorio di tale fascia oraria. Ricomincia la seconda e ultima settimana in vostra compagnia, prima di ricevere il trono al titolare della trasmissione, Sammy Varin, che sarà reduce dalle vacanze da lunedì 31. Ritornerà pienamente in sella. Un caloroso e affettuoso saluto qua al qui presente Francesco, regista valido e più che mai prezioso anche in questa
seconda e fortunatamente per te ultima settimana insieme qua con la lettura dei giornali. Vi ricordo e vi esorto a visitare il sito ufficiale www.radioliberta.net, là avrete modo di riascoltare le puntate di tutte le vostre trasmissioni preferite, nel caso ve le foste perse in diretta, quindi potete risentire o rileggere tutti gli editoriali liberamente, le interviste parlando liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, la rubrica Il diavolo di Giuseppe Braga e poi tutto il meglio della rassegna stampa e molti dei programmi che mano a mano ricominceranno nei prossimi giorni, a partire dagli Autodafè di Giulio Cainarca e I poteri al popolo dello stesso Sammy Varin. Però voi restate assolutamente qua connessi e in tutto questo voi siete già ritornati dalle vacanze estive? Siete rimasti per caso imbottigliati anche voi nel traffico di rientro in pieno weekend sulle autostrade da bollino nero, no? E quindi è un'espressione che ci fa ripiombare immediatamente in piena epoca fascista, no? Perché ormai vale tutto appena si nomina un determinato colore. Comunque voi raccontateci pure le vostre vacanze eventualmente appena trascorso, oppure i viaggi che vi apprestate a fare, oppure anche se siete rimasti a casa, va benissimo, scrivete i vostri WhatsApp al numero 340 670 9659, domande, curiosità sull'attualità politica e di cronaca, e dalle ore 10.05 linee telefoniche aperte al numero 02 92 94 7222. Cercherò di dare voce a tutti coloro che vorranno esprimere le proprie pacate e concise opinioni. Nel frattempo la dedica a tutti i vacanzieri di fresco ritorno nelle proprie dimore è stata affidata al vocal jazz di Matt Dusk con la sua Back in Town, tratta dall'omonimo album del 2006, e quindi bentornati in città, bentornati comunque a casa. E la settimana che si apre è certamente molto molto importante su vari fronti, sicuramente sul versante internazionale, tra la questione dei migranti che non riguarda soltanto quelli dei dublinanti, ma adesso fra poco vedremo anche il confronto e il rapporto con le navi dell'ONG straniere. Però ovviamente rimane ancora caldo il fronte bellico, non soltanto in Medio Oriente, dove oltre a Gaza e la Cisgiordania si apre un altro versante anche per quanto riguarda la Turchia, che comunque è un paese nato, e quindi qua naturalmente i rapporti incominciano a farsi molto 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 delicati, ma attenzione perché queste sono anche giorni cruciali per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Proprio oggi si terrà una nuova riunione della coalizione dei volenterosi proprio a Kiev, nel giorno in cui ricorre l'indipendenza dell'Ucraina, al 24 agosto del 1991, e nel giorno in cui si ricorda simbolicamente anche i 4 anni e mezzo esatti dalla invasione della Russia. Altra ricorrenza non certamente positiva proprio oggi è quella riguardante il terremoto di Amatrice che 10 anni fa esatti provocò la morte di quasi 300 persone. Ma nel nostro paese si parla anche d'altro, ovviamente dei problemi interni ai partiti, delle questioni economiche legate soprattutto agli sconti sulla benzina e sul diesel, e poi questi sono anche i giorni in cui si entrerà nel vivo degli incontri alla fiera di Rimini durante il meeting di CL, di Comunione e Liberazione, e tra l'altro noi in qualche modo lo seguiremo abbastanza da vicino, senza ovviamente dimenticare tutte le questioni che sono di contorno al meeting di CL, che è stato aperto idealmente dall'intervento di Papa Leone sabato. Ieri c'è stato invece il discorso del cardinale Zuppi, e mentre invece dopo i vari interventi dei esponenti di governo, la chiusura verrà affidata mercoledì alla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Ecco, vedete che gli ingredienti e i piatti in tavola sono veramente tanti. Allora io direi di partire subito con la questione
che fa capo alle multe alle navi dell'ONG straniere, e ce lo riporta in prima pagina di spalla il Corriere della Sera questa mattina in edicola. Piantedosi ferma la nave dell'ONG, nuove tensioni con Berlino, stop e multa a Sea-Watch. Andiamo dunque a vedere nella pagina interna, per la precisione a pagina 5, l'Italia ferma e multa la Sea-Watch. Piantedosi, violazione delle norme. Il Viminale accusa l'ONG, Berlino replica: così distruggete il nuovo sistema di asilo. Le tappe ce le ricorda Paola Di Caro nel suo articolo a pagina 5 del Corriere. Il 13 agosto la Sea-Watch 5 arriva a Napoli con 6 persone soccorse in acque internazionali nella zona SAR libica. La nave informa l'Italia e gli altri paesi europei, ma non il centro di coordinamento libico, che l'ONG considera un'autorità illegittima legata alle milizie. Il Viminale dispone 45 giorni di fermo e una multa di 7.500 euro. La durata è legata alla reiterazione prevista dal decreto Piantedosi. Salvini intanto collega le navi tedesche al ritorno dei dublinanti. La CDU, il partito tedesco di centrodestra, però avverte: il rifiuto italiano rischia di far saltare il nuovo sistema europeo di asilo. La barca battente a bandiera tedesca non ha rispettato di nuovo gli obblighi di legge. Queste sono le parole del ministro Piantedosi. In taglio basso, Monica Ricchi Sargentini ci intervista Giacomo Zorzi, 27 anni, che lavora dalla Sea-Watch dal 2020. Giacomo Zorzi che dichiara: circondati e minacciati dalla guardia costiera libica, abbiamo soccorso 6 persone e ci siamo allontanati. Il portavoce dice: Roma non ci aveva chiesto di contattarli. La nave è ferma ora a Napoli e lo sarà per 45 giorni. Non potrà uscire né salvare le vite. Gli Stati europei, dice sempre Zorzi, hanno cercato di dare legittimità al centro di coordinamento. Per noi invece si tratta di un sistema fantoccio. Questo è il paginone del Corriere della Sera riguardante il caso Sea-Watch. Caso Sea-Watch che viene ripreso anche da Repubblica a pagina 6. Repubblica: il governo ferma la Sea-Watch, multa e blocco per 45 giorni. L'ONG tedesca dice: voi state con i criminali. Il ministro dell'interno italiano annuncia la sanzione dopo il recupero dello scorso 13 agosto di 6 persone gettate in mare dalla guardia costiera libica. Il soccorso è stato fuori legge. L'organizzazione umanitaria si difende: a Tripoli, autorità fantoccio, noi non collaboriamo. A pagina 7 Tonia Mastrobuoni, che è la corrispondente di Repubblica da Berlino, dice come la Germania ha deciso di avvisare l'Italia in vista del bilaterale. Così rompete il patto. La strategia di Piantedosi, che è atteso dall'incontro con l'omologo Domvit, inasprire pene e rapporti con la flotta umanitaria. In taglio basso, invece, Concita Sannino, che è inviata a Rimini, riporta quelle che sono state poi le parole, tra i tanti, anche di Matteo Zuppi, che è presidente della CEI, oltre che vescovo di Bologna. I giovani di CL, i migranti, basta slogan dai politici, non ci sono ricette semplici. La messa del presidente della Conferenza Episcopale Italiana Zuppi: in mare tutte le vite vanno salvate. Volgare e stupida la polarizzazione sull'accoglienza. Se siete interessati potete leggere questi 2 paginoni di Repubblica, pagina 6 e pagina 7, sul caso Sea-Watch. Peraltro Repubblica fa un riassunto dei ultimissimi eventi che hanno caratterizzato il rapporto diplomatico tra Italia e altri paesi europei. Parla dei nuovi accordi. Dal 12 giugno è operativo il nuovo patto sui migranti e richiedenti asilo all'interno dell'Unione Europea.
torna la questione sul primo approdo. C'è poi tensione sui rimpatri. Proprio in base al nuovo patto sui migranti, la Germania è stato il primo paese europeo ad annunciare i rimpatri in Italia dei cosiddetti dublinanti, le posizioni dei paesi, perché altri 6 stati hanno annunciato l'intenzione di far tornare in Italia i richiedenti asilo sbarcati sulle nostre coste. Così il quotidiano Repubblica. Voliamo invece sulla Stampa e entriamo dentro a, pagina 8 in taglio basso: "Fermo per la Sea-Watch, scontro con Piantedosi. L'ONG tedesca replica: "Noi non cooperiamo con i criminali libici". Il nodo del trasferimento dello Stato di bandiera della nave. Il quesito che si pone, la Stampa è: le navi ONG e i vincoli della bandiera. Il titolone invece principale, sempre di pagina 8, è, per le parole pronunciate ieri dal cardinale Zuppi al meeting di Rimini: "Basta volgari polarizzazioni sui migranti". Il cardinale torna sul tema toccato dal pontefice il giorno prima, quindi sabato pomeriggio: "Sbagliato chiudersi in un'enclave per sentirsi sicuri". L'invito all'accoglienza e il pensiero alla Cisgiordania. Oggi Leone XIV invia a Mosca il suo ministro degli esteri. Andiamo a leggere anche qualche virgolettato riportato da, Giacomo Galeazzi per La Stampa e un qualche virgolettato del cardinale Zuppi: "Salvare tutti non significa che entrino tutti, servono modi, idee, regolarizzazione e legalizzazione. È ora di scegliere una soluzione che guardi al futuro. Non è solo questione di fare più figli, ma di più accoglienza". E poi ancora: "Quello che accade in Cisgiordania è inaccettabile. Non è pensabile che vengano calpestati i diritti di tutti". Così il cardinale Zuppi, che ieri ha celebrato la messa alla Fiera di Rimini durante il meeting di CL. Nel frattempo proseguono le polemiche sui, nuovi CPR tra Stato centrale e regioni. La Campania, decide di seguire la Toscana, ma in Italia sono vuoti 2 posti su 3. L'ALT, che arriva dalle regioni a guida centrosinistra, la Campania che è governata da, Roberto Fico, dopo le dichiarazioni del, deputato di Fratelli d'Italia Donzelli: in 10 anni rimpatriato soltanto il 40%. Il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, parla di mossa in vista delle elezioni, mentre invece il suo omologo campano, Roberto Fico, dichiara protetta l'area individuata. Ci sono, anche dubbi tra i governatori di destra sulle strutture per le procedure di frontiera. Questo secondo l'analisi fatta a pagina 9 del quotidiano La Stampa. Diversa invece la lettura che ne dà il Giornale, che, peraltro apre in prima pagina proprio con un titolone su quello che è successo alla Sea-Watch. Il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. Il giornale diretto da Cerno parla di complici degli sbarchi. Per Sea-Watch 5 blocco di 45 giorni, ma le violazioni dei fan dell'accoglienza sono continue. Già sanzionate 14 navi e quasi tutte battono bandiera della Germania. Il giornale prosegue, con un'analisi, a pagina 2 e 3: "Sfida finale alle ONG". Fausto Biloslavo, parla di un governo che toglie dal mare la Sea-Watch: "Il paese è sotto assalto con 45 violazioni. Sanzionate 14 navi in gran parte tedesche, per l'ultima 45 giorni di fermo e 7.500 € di multa. Gli stati gestiscono i soccorsi". L'organizzazione attacca il governo italiano: "Il vostro paese e l'Europa legittimano e proteggono i criminali di Tripoli e trasformano il Mediterraneo in un Far West". Ci sono, dei numeri interessanti snocciolati proprio da Fausto Biloslava, pagina 2 del giornale in edicola oggi: 40.281 è il numero di persone sbarcate in Italia grazie all'ONG durante il governo Meloni, quindi negli ultimi 4 anni.
2200 è invece il numero di clandestini sbarcati nel nostro paese da navi battenti bandiera tedesca e per la precisione sono 35.993 i dublinanti, è proprio il numero che la Germania vorrebbe rispedirci indietro. A pagina 3 del giornale, le navi tedesche invadono l'Italia. Francesco Giubilei ci racconta: 2/3 degli arrivi totali sono riconducibili all'ONG di Berlino. Il Bundestag ha finanziato i soccorsi fino a ieri. L'ipotesi: il governo Meloni potrebbe chiedere dei risarcimenti per compensare i costi sostenuti per l'accoglienza. Anche qua Giubilei snocciola alcuni numeri proprio riguardanti il tema delle immigrazioni e delle ONG fuori che agiscono e che battono la bandiera diversa da quella italiana. 7.625 è il numero di migranti sbarcati da navi di ONG battenti bandiera del Belgio. 10 sono invece le grandi organizzazioni umanitarie tedesche che operano nel Mediterraneo. Infine un altro numero, 2 milioni, a proposito di finanziamenti, 2 milioni è la cifra in euro che la Germania ha stanziato dal 2023 per sostenere i soccorsi in mare. È per tutto questo motivo che il giornale parla di sfida finale all'ONG. In taglio basso vi segnalo anche questa intervista, interessante intervista a Gianfranco Pasquino, che è già senatore di Sinistra Indipendente e dei Progressisti e soprattutto è professore emerito di Scienze Politica e socio dell'Accademia dei Lincei. Nel suo recente libro Il bello della politica dedica un capitolo peraltro a un tema che affronteremo a breve, ovvero quello del WOC. Venite, c'è spazio per tutti, non può essere più una soluzione a un problema così complesso. Così Gianfranco Pasquino, che sicuramente non può essere tacciato di essere un filomeloniano, un ultraleghista, oggi in un'intervista rilasciata ad Alberto Giannoni sulle pagine de Il Giornale. Un'intervista interessante che io assolutamente vi consiglio. Pagina 4 poi il giornale fa un focus su Ceuta, perché in tutto questo la crisi l'ex-classe spagnola di certo non è terminata, anzi è esploso un focolaio a Ceuta e ce ne parla Ariel Piccina Verschauer. Allarme infezioni, serve il lockdown. L'exclave è satura, 10.000 clandestini in situazione precaria. Il leader del PPA, Núñez Feijóo, chiede a Sánchez misure di confinamento. Così, un'interessante analisi che riguarda appunto la situazione in questo momento a Ceuta. Ci spostiamo da Il Giornale a Il Tempo. Il Tempo di Roma titola a pagina 5: Sea-Watch fermata 45 giorni. Piantedosi dichiara: violate le norme, lo Stato si occupa dei soccorsi. Luigi Frasca scrive: la ONG tedesca ha preso a bordo i migranti in acque SAR della Libia senza avvertire le autorità di quel paese e li ha portati in Italia. La Germania intanto vuole rimandare nel nostro paese i dublinanti. Sempre Luigi Frasca ci mostra la mancata collaborazione, perché l'organizzazione non avrebbe comunicato un'operazione di salvataggio al centro di coordinamento per il soccorso. La ONG ha fatto tuttavia sapere di non volere adeguarsi alla legge e a informare i libici. Noi non collaboriamo con i criminali e i trafficanti. Così, a pagina 5 del Tempo, come viene affrontata la questione tra il governo italiano e le parole del ministro Piantedosi e la ONG tedesca Sea-Watch. Passiamo alla Verità, che apre in prima pagina in realtà con i numeri che riguardano l'effetto crollo degli sbarchi, e quindi in questo senso sono in crisi le coop dell'accoglienza. Fino a metà luglio si registra un meno 53,7% di arrivi,
quindi 15.323 migranti in tutto, e molte strutture chiudono o vanno in perdita. Gli operatori ora sperano di ospitare quelli che ricaderebbero in stati vicino. Abbiamo migliaia di posti vuoti. Piantedosi ferma la Sea-Watch per 45 giorni e la ONG insulta l'Italia. E rapidamente andiamo a vedere nelle pagine interne, a pagina 5, la lotta all'invasione, ci dice Francesco Borgonovo. Pochi sbarchi, centri d'accoglienza al verde. Con il calo degli ingressi, molti bandi scaduti dei CAS non sono più stati rinnovati. Il risultato? Le strutture sono vuote, ricevono meno sovvenzioni e senza le risorse non stanno in piedi. Da qui l'ideona di Legacoop: sfruttare l'arrivo dei cosiddetti dublinanti. In taglio basso, Sarina Biraghi: Piantedosi sanziona la Sea-Watch e i suoi attivisti insultano l'Italia. Fermo amministrativo e multa da 7.500 euro per la nave battente bandiera tedesca. Mentre invece a pagina 4 troviamo interessante intervista a cura di Federico Novella alla deputata di Fratelli d'Italia Wanda Ferro, che è anche sottosegretario agli interni. Nell'ultimo anno abbiamo quasi raddoppiato il rimpatrio, dice la sottosegretaria Ferro. Da altri paesi prenderemo solo i dublinanti arrivati dopo il 12 giugno. Lo stop a Schengen non c'entra nulla. La sinistra non ha argomenti. E poi ancora, il rischio terrorismo a Ceuta è oggettivo. Le navi ONG che battono la bandiera di Stato UE favoriscono gli ingressi irregolari in Italia. Per quanto riguarda invece l'analisi che vuole fare il Fatto Quotidiano, a pagina 7, Piantedosi blocca la Sea-Watch, che però non collabora con la Libia, e invece la replica della ONG tedesca è: noi non affianchiamo autorità criminali, mentre in taglio basso la flottiglia unisce le sponde adriatiche, no alla cementificazione delle coste, dalla Puglia verso l'isola di Sazan, oggetto delle mire del genero di Trump. Un furto di terra a vantaggio di un'elite, dice Dario Mercante, inviato a Valoni in Albania, nel suo articolo sul Fatto Quotidiano. E negli ultimissimi 2 minuti che ci rimangono prima della pausa, vediamo invece rapidamente cosa succede nel contesto più internazionale. Repubblica apre in prima pagina con il titolone: l'Europa a Kiev, gli Stati Uniti no. Oggi l'Europa è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza. Disertano invece i delegati degli Stati Uniti. Zelensky rilancia il piano di pace e si blinda sul voto. Sotto le bombe sarebbe uno tsunami. Fedorov sfida il presidente, le urne però sono pericolose, dice Rosenblotnik, il politologo, in un'intervista che si trova a pagina 2. Tra Kiev e Trump è lo stallo per l'indipendenza, disertano Kushner e Witkoff. Infine, a pagina 16 del quotidiano Repubblica, continuano invece le sanzioni americane all'Iran e c'è tensione per il D-Day. Sono mosse disperate, dicono da Teheran. L'ipotesi è di un blocco degli approvvigionamenti e Pezeshkian chiede il rispetto del memorandum. I Pasdaran, la lotta a distanza. Infine, gli hacker di Teheran spengono una centrale inglese. Un attacco hacker iraniano ha bloccato infatti per 4 giorni una centrale elettrica nel Regno Unito. L'attacco cibernetico, avvenuto il mese scorso ma reso noto soltanto adesso, rappresenta la prima volta che i nemici di Londra sono riusciti a chiudere un'infrastruttura di questo tipo, accrescendo l'allarme dei servizi segreti britannici. Bene, è arrivato così alle 9.01 di fermarci provvisoriamente. Tra poco torneremo in onda e omaggeremo la figura di un intellettuale artista a tutto tondo, grazie a una canzone che ha a che fare direttamente con lui. Sto parlando di Giorgio Faletti. Voi, mi raccomando, restate qua perché non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
casa sull'altopiano è verde un po' di più, ma non c'è da pensarci su. Non c'è da stenderci su la mano, cercando di capire qual è il punto dove colpire. Tic tac, tic tac, per ogni geometria. Tic tac, tic tac, ci vuol fare fantasia. C'è una luce che luna non è, in un buio che notte non è, e una voce che voce non è, che non parla ma parla di me. D'improvviso mi brucia la mano, l'aria verde del panno sul piano. Tic tac, ed il gioco si porta via, rotolando la vita mia. Ecco perché si trattiene il fiato finché si resta giù, e per sempre vuol dire mai più. Per ogni geometria. Tic tac, tic tac, ci vuol fare fantasia. C'è una luce che luna non è, in un buio che notte non è, e una voce che voce non è, che non parla ma parla con me. E di colpo mi sfiora la mano l'erba verde di questo altopiano. Tic tac, ed il gioco si porta via, rotolando la vita mia. Di nuovo qua, in onda, in diretta su Radio Libertà con la rassegna stampa infingardemente a cura di Lorenzo Grossi. Sono le ore 9.05, c'è appena stato un po' di suadente folk Celtic rock per cominciare il secondo blocco del programma. Il giocatore di biliardo, interpretato da un favoloso Angelo Branduardi, è il brano del 1998 appartenente al disco Il dito e la luna, i cui testi vennero integralmente scritti, per l'appunto, come anticipato poco fa, da Giorgio Faletti, comico televisivo, attore teatrale e cinematografico, cantante, scrittore bestseller e in questo caso enorme compositore, enorme paroliere, ormai Giorgio Faletti, scomparso ormai 12 anni fa. Nel frattempo vi ricordo che per messaggiare potete scriverci al numero 340 670 9659 e vi prometto che dopo il Qui Parlamento leggerò i vostri messaggi. Ritorniamo intanto alla lettura dei quotidiani prima di passare al blocco riguardante la benzina. Termino velocemente la pagina internazionale segnalandovi un interessante articolo che potete trovare a pagina 11 del quotidiano Il Tempo, a firma Francesca Musacchio. Molto spesso
ospite sulle nostre frequenze, sulle nostre onde, Francesco Musacchio, che ci parla dell'offensiva di Ankara, il cui obiettivo è quello di colpire il primato dell'Occidente, la rete per mettere la Turchia a capo del sud del pianeta. Studiosi di 40 paesi lavorano a un programma che arriva fino al 2030, addestramento militare e gestione dei cantieri navali condivisa. Molto interessante, leggetevelo pure a pagina 11 del Tempo, questa analisi totalmente inedita che soltanto il Tempo condivide quest'oggi in edicola. Ma passiamo per l'appunto al grande argomentone riguardante le accise sulla benzina, perché notizia proprio di ieri sera, il governo ha deciso di rinnovare lo sconto, ma solo per un altro giorno, quindi fino a tutto mercoledì 26 agosto, e quindi si sta un po' quasi inevitabilmente navigando a vista in attesa di capire innanzitutto dove trovare le coperture, ma poi per capire meglio giorno dopo giorno come prosegue l'andamento dei prezzi del gasolio. E quindi il Corriere della Sera decide di aprire il suo paginone centrale in prima pagina proprio con la battaglia delle accise. Il gasolio va oltre i 2,2 euro al litro e quindi le misure del governo sono quelle legate alla caccia alle risorse in vista del controesodo, che in parte c'è già stato in quest'ultimo weekend e che poi proseguirà anche il prossimo fine settimana. Taglio prorogato per soli 2 giorni. Schlein propone di tassare subito gli extra profitti, ed è proprio questa proposta che è arrivata ieri dalla segretaria del Partito Democratico che si concentra l'articolo di Paolo Foschi a pagina 2. Schlein: il governo tassi subito gli extra profitti, sfider della leader Dem, agire in attesa del consenso UE. Le misure tampone non bastano più. Elly Schlein incalza la premier Giorgia Meloni sul caro carburanti. La segretaria del PD invita il governo a tassare subito in Italia gli extra profitti delle società energetiche, senza cercare prima un consenso a livello europeo. Dal punto di vista politico è anche una risposta all'alleato rivale Giuseppe Conte, che negli scorsi giorni aveva accusato i Dem di occuparsi solo di diritti civili, la famosa frase alla sinistra non serve il wok. Da qui il ragionamento del Nazareno, la necessità di mandare un segnale forte, una misura a sostegno di famiglie e imprese contro i costi dell'energia e una misura che possa incidere. Schlein ha anticipato al sito del Corriere, all'indomani della lettera congiunta del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e dei colleghi di Germania, Portogallo, Austria, Polonia e Spagna, che hanno chiesto alla presidente di turno dell'Unione Europea una misura coordinata per ridistribuire i ricavi straordinari che le compagnie incassano per il caro greggio legato alla crisi in Medio Oriente e in parte anche alla guerra in Ucraina. I 6 ministri hanno sottolineato che le compagnie petrolifere stanno godendo di una redditività complessiva e di margini sui prodotti raffinati che vanno ben oltre le medie storiche, e che la crisi energetica non deve essere pagata da famiglie e aziende. I 6 hanno quindi chiesto e sollecitato l'adozione di uno strumento comune con base giuridica solida, e cioè a prova di ricorsi da parte delle compagnie, per tassare le rendite evitando regimi fiscali diversi tra i vari paesi. Una proposta in verità avanzata già nell'aprile scorso, ma senza grande successo. Così Paolo Foschi a pagina 2 del Corriere della Sera, in taglio basso un'intervista rilasciata da parte di Daniel Yergin, che è vicepresidente di SP, nonché premio Pulitzer e tra i maggiori esperti di petrolio, nonché autore tra gli altri del libro The Price. E Yergin ci spiega che il prelievo sui petrolieri frena gli investimenti e indebolisce l'Europa. La vera emergenza è la carenza di raffinerie. Il taglio delle accise pesa sul bilancio dello Stato, ma aiuta famiglie e imprese. L'intervista è a cura di Giuliana Ferraino. A pagina 3
sempre del quotidiano di Via Solferino, il diesel oltre quota 2,2 euro. Per il taglio delle accise la proroga è di soli 2 giorni e ora è a caccia delle coperture. Si parla appunto del decreto emanato ieri sera dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, e si ricorda anche una brevissima cronistoria delle accise e del taglio del questi tipo di tasse da D'Alema a Hormuz, la storia dello sconto. Uno dei primi interventi sulle accise risale a fine 1999, quando il governo D'Alema le ridusse per compensare il maggior gettito IVA prodotto dal rincaro del petrolio. Con un nuovo intervento del 2000, lo sconto fiscale sulla benzina arrivò a 50 lire al litro, circa 2,6 centesimi di euro. Poi nel 2008 il governo Prodi utilizzò 162 milioni di extragettito IVA per ridurre il prelievo. Il beneficio fiscale fu di 2 centesimi al litro per benzina e gasolio, 1 euro su un pieno da 50 litri. Fu la prima applicazione concreta della accisa, ci ricorda il Corriere della Sera. E di benzina, di sconto sul gasolio, ce ne parla anche La Stampa. In prima pagina, petrolio, un pieno da 18 miliardi. Il dossier nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto al 2025. La benzina intanto vola oltre i 2 euro. Per le compagnie record di extra profitti. Schlein dichiara tassatele, la richiesta di 6 paesi dell'Europa. Accise, lo sconto scade ma il governo lo proroga per 2 giorni. 17 centesimi in meno sul diesel. Nelle pagine interne immediatamente successive, quindi pagina 2, la benzina vola oltre 2 euro, il governo proroga lo sconto, ma solo fino a mercoledì. Giorgetti sul taglio delle accise, poche risorse dall'extragettito fiscale. La leader del PD, tassare gli extra profitti delle società petrolifere. 406 sono i milioni, ovvero la la stimata stangata dal Codacons per il controesodo. A pagina 2 della Stampa, nel taglio basso, vi segnalo questa interessante intervista fatta da Davide Tabarelli, che è il presidente di Nomisma Energia. Normale che ci siano rincari col blocco di Hormuz, manca il petrolio e quindi più investimenti nella raffinazione, solo così i prezzi diventeranno più stabili. Secondo Tabarelli i guadagni delle compagnie devono esserci e sono il segnale di una economia sana e democratica. Qua l'intervista che troverete appunto a pagina 2 della Stampa, mentre a pagina 3 c'è un'analisi in qualche modo esposta dagli esperti di DEI, già citati poc'anzi. Gli utili di 6 colossi sono raddoppiati dall'inizio della guerra in Iran. In 6 mesi guadagnati 18 miliardi. E ora le big oil temono la stangata. Qua ce ne parla Marco Bresolin, che è corrispondente della Stampa da Bruxelles. I contenziosi, la Corte europea esamina ancora i ricorsi del 2022 sul contributo di solidarietà. Così la Stampa a pagina 3. Andiamo momentaneamente anche su Repubblica. Dobbiamo andare fino in realtà a pagina 19 per trovare l'articolo di Giuseppe Colombo. Accise, arriva il micro decreto, scontri prorogati di un solo giorno. Gasolio oltre 2,2 euro, il taglio allungato fino a mercoledì 26. Esecutivo a caccia di nuove risorse per salvare il controesodo. E con Rosaria Amato si ribadiscono le parole di Schlein, che incalza il governo, tassi gli extra profitti energetici. Per la leader del PD, la lettera di Giorgetti alla UE non basta, intervenga a livello nazionale. Ma per ora il ministro non si muove. Interessante invece la chiave di lettura che dà il giornale a proposito di questo scontro tra maggioranza e opposizione sulle accise della benzina.
perché a pagina 9 troviamo l'articolo a cura di Matilde Sperlinga. Palazzo Chigi attiva le accise mobili, sconto di 17 centesimi fino a mercoledì. Verrà utilizzato l'extragettito IVA di luglio per allungare di 2 giorni il taglio sul diesel e poi si vedrà. Nell'articolo della stessa Sperlinga vi leggo soltanto un passaggio a contorno delle parole di Schlein, la quale ha sfidato apertamente il governo, invitando ad ampliare la tassa a tutte le società energetiche, non solo quelle petrolifere, sottolineando che è necessario che Meloni e Giorgetti passino dalle parole ai fatti, assumano l'iniziativa e introducono questa tassa prima ancora a livello nazionale. Eppure, guardando alle società energetiche italiane, di extra profitti non se ne vedono. Inoltre, l'idea per l'Italia di muoversi da sola non sarebbe una novità. Era già successo nel 2022 con il governo Draghi. Questo però aveva portato a entrate ben inferiori alle aspettative. Parliamo di circa 1 miliardo sui 10 inizialmente previsti, nonché aveva portato anche a problemi a livello europeo, almeno prima della creazione di una norma comunitaria. Ed è proprio per questo motivo che il governo preferirebbe non muoversi da solo, ma aspettare una decisione unitaria europea che potrebbe arrivare già durante la riunione di settembre. Tornando invece a parlare di carburanti, nell'ultimo mese, dal quando il 28 luglio il governo ha messo in campo circa 370 milioni di euro per lo sconto sulle accise del gasolio, i costi alla pompa hanno continuato a scaldarsi anche a causa delle crescenti tensioni tra Iran e Stati Uniti. Infatti, mentre il petrolio è tornato vicino ai $93 al barile, i carburanti non hanno potuto fare altro che seguire. La benzina è arrivata ieri a 2,01 euro al litro, mentre il diesel a 2,13 rispetto al 2,14 del 27 luglio, quindi prima che entrasse in vigore lo sconto di 17 centesimi ormai quasi del tutto riassorbito. L'esito è stato più che evidente nelle tasche degli italiani. Secondo i dati del Codacons, solo in quest'ultimo fine settimana, con il controesodo, gli italiani hanno avuto un sovraccosto di 406 milioni di euro, che sommati ai 370 dell'esodo portano il totale a quasi 800 milioni di euro. Interessante questa analisi proposta dal Il Giornale a pagina 9. Ci trasferiamo invece sulle colonne de Il Tempo, perché si parla della proposta di Schlein, non solo per quanto riguarda le azioni del governo sul tasse sugli extra profitti, ma il PD rilancia anche il fantasma della patrimoniale. Ci racconta a pagina 4 Christian Campigli. Schlein apre, pure Bonaccini si accoda. Chi è più ricco dia di più, e sono musiche per le orecchie di Alleanza Verdi e Sinistra con Ilaria Salis che esulta. Coraggio, questo è un articolo interessante che quindi vede insieme una Schlein che, oltre a quello di cui abbiamo appena parlato, cerca di cavalcare la battaglia interna con Giuseppe Conte e rilancia la patrimoniale. Invece ci spostiamo a quello che è l'anniversario odierno, ovvero i 10 anni dal terremoto di Amatrice. Oggi Meloni va in visita proprio nel comune colpito il 24 agosto del 2016 e dichiara: "Ora la rinascita dell'Appennino". La premier sarà presente alla cerimonia di commemorazione del sisma che ha colpito Lazio, Marche e Umbria. Nel frattempo il commissario Castelli afferma che il governo ha sbloccato cantieri che rischiavano lo stop. La premier non farà mancare ciò che in più sarà necessario. Andiamo poi anche nella pagina 6 della Verità, perché proprio a proposito del terremoto di Amatrice c'è una lunga e bella intervista fatta da Carlo Cambi, che è un nostro co-conduttore, e lo ritroverete poi da settembre tutti i mercoledì con i suoi scorretti a fianco di Giulio Cainarca. A 10 anni dal sisma ad Amatrice manca ancora la comunità. Così Sergio Pirozzi, che fu il sindaco in carica proprio
in quella terribile notte. Bisognava dare priorità al lavoro e all'economia. Ora la ricostruzione sta accelerando, ma si è perso tanto tempo. Nel frattempo anche qua, in ritaglio basso, oggi Meloni alla commemorazione, resta ancora tanta strada da fare, tuttavia con noi c'è stato un cambio di passo. Concludiamo così la nostra prima parte della rassegna stampa, nuova sosta momentanea, adesso la linea andrà al Parlamento, dopodiché riprenderemo al ritmo di un brano che mischia funk e rock e un po' anche di new wave. Restate qua perché non sembra, ma stiamo tornando. Qui Parlamento. Onorevoli colleghi, se l'Aula tra pochi minuti approverà questo provvedimento avrà vinto l'Italia, avrà vinto il centrodestra, avrà vinto il governo italiano, ma avrà vinto anche la Lega, perché finalmente si afferma una verità troppo spesso calpestata, una verità che i nostri militanti hanno difeso sui territori, una verità che i nostri rappresentanti hanno difeso nelle istituzioni, una verità che grazie al coraggio di Matteo Salvini è stata affermata anche in tribunale. Difendere i confini non è reato. La nuova rotta tracciata in Europa ci dice chiaramente che è finita la stagione delle porte aperte a tutti, ma ci dice anche un'altra cosa importante. Il nostro vecchio continente, ammorbato da questo leviatano che è l'Unione Europea, si salva solo se tutte le anime del centrodestra sapranno unirsi di fronte alle battaglie decisive, dal Green Deal all'immigrazione, passando per la lotta ai terrorismi, perché la posta in gioco è troppo alta per sceneggiate, per rivendicazioni egoistiche che aiutano solo la sinistra. Presidente, tramite lei mi rivolgo ai colleghi della sinistra. Da questa parte dell'emiciclo attendiamo con ansia di vedere se anche su questo provvedimento avranno preparato i loro cartelli. Forse l'ora è tarda, ma se l'aveste fatto per mostrarli in favore di telecamera, allora vi do un suggerimento. Questa volta i cartelli usateli per coprire il vostro imbarazzo e le vostre divisioni. Avete invocato per l'Italia e per l'Europa il modello Sanchez. Volevate offrire a chi è clandestinamente nel nostro paese il lasciapassare per tutti quei servizi che gli italiani di generazione in generazione si sono pagati e costruiti col sudore della fronte. A Ceuta, però, l'effetto di quelle politiche l'abbiamo visto tutti e Sanchez è stato costretto a fare esattamente ciò che secondo voi è assolutamente inaccettabile e disumano, cioè un rimpatrio di massa di decine di migliaia di irregolari a cui avete avuto persino la faccia tosta di applaudire. Dopo esservi stracciati le vesti, denunciando le deportazioni di massa, dopo il tentativo di boicottare le iniziative del governo sui rimpatri, Elly Schlein, perfino lei, è riuscita a rivendicare che la Spagna in 2 giorni ha fatto più rimpatri dell'Italia. Bene, allora mi chiedo, dobbiamo quindi aspettarci un voto favorevole della sinistra a questo provvedimento? No, perché a voi interessa difendere soltanto la vostra parte politica, anche quando quella parte politica cade in contraddizione con se stessa. E il problema è che in questa ostinazione ideologica c'è sempre un grande assente, la difesa dell'unico interesse che conta, quello italiano. E allora, mentre il governo faceva ciò che era necessario per affrontare anche questa situazione, io apro i social e vedo la leader del progressismo italiano che da un parco di Roma presenta le proposte del PD per difenderci dalle ondate. Quelle migratorie? No, non quelle migratorie, le ondate di calore. Le ondate di calore. E allora, visto che soffrite tanto il caldo, il consiglio che vi do è quello di seguire quello che ha fatto il vostro leader Pedro Sánchez. Pubblicate la vostra bella playlist estiva
e andatevene in vacanza. Nel frattempo però lasciate lavorare chi ha scelto di occuparsi dei problemi degli italiani. E con questo decreto quindi rafforziamo i controlli alla frontiera, perché chi entra clandestinamente non può essere libero di circolare sul territorio nazionale. Interveniamo sulle procedure di riconoscimento per impedire a chi arriva in Italia e in Europa di fuggire alle autorità e finalmente mettiamo in opera quegli strumenti che ci serviranno a rendere i rimpatri più rapidi. E di questo, cara collega Boldrini, noi non ci vergogniamo. Chi entra in Italia lo fa chiedendo permesso e rispettando le nostre regole. Altrimenti no way, te ne torni a casa tua. Te ne torni a casa tua se non sei in regola. Mi avvio a concludere, Presidente. Onorevoli colleghi, perché tutto questo funzioni però serve anche il coraggio di dire la verità. Servono strutture di frontiera e servono i CPR, perché senza luoghi dove identificare, trattenere e organizzare i rimpatri, qualsiasi politica migratoria resta soltanto sulla carta. E allora permettetemi di fare un appello a tutti gli amministratori, a destra e a sinistra, e in particolare a presidenti di regione come Eugenio Giani, della mia regione, la Toscana. Basta ambiguità sui CPR, basta ambiguità sugli hotspot, basta propaganda inutile, basta resistenza al governo, basta parallelismi coi lager. Chi ostacola lo Stato nell'identificazione e nel rimpatrio degli irregolari non fa un torto al governo, fa un torto ai cittadini per bene, che col loro lavoro e il loro sudore pagano non solo il nostro stipendio, ma anche il vostro. Questi sono problemi reali, sì. Ecco perché ci siamo sentiti offesi quando qualcuno a sinistra ha detto che per noi l'immigrazione è la gallina dalle uova d'oro del consenso. Ribadiamo allora due concetti semplici. Mentre la Lega ha sempre sostenuto che il controllo dei confini fosse un dovere di ogni Stato sovrano, anche a costo di finire a processo, in questo Paese ci sono state numerose sentenze che hanno condannato cooperative, Ollus e quell'universo che si occupa d'accoglienza che voi conoscete bene. E se proprio guardiamo invece, se proprio vogliamo invece guardare agli interessi elettorali, guardate, in questo Paese non è il centrodestra che tramite referendum voleva regalare la cittadinanza facile a oltre 1,5 milioni di cittadini stranieri. Non è il centrodestra che vuole lo ius soli. Noi non cerchiamo voti facili e alla fine di questo mandato, a testa alta, ci sottoporremo al giudizio degli italiani, di quelli nati italiani e di coloro che italiani sono diventati dopo un percorso autentico di integrazione o meglio ancora di assimilazione. Noi vogliamo che nel 2027 ci sia rinnovata la fiducia da parte di chi vive onestamente, lavora legalmente e rispetta le regole di questo Paese. Noi vogliamo la fiducia di chi conosce le nostre leggi, di chi parla la nostra lingua, di chi conosce la nostra storia, non di chi ha bisogno di un volantino scritto in arabo per capire che cosa votare e nemmeno di chi dimostra di non meritare lo status di italiano. A questi signori la cittadinanza la vogliamo togliere insieme al diritto di voto, sì. Per questo, Presidente, noi continueremo a difendere queste idee insieme alla convinzione che difendere i confini è un nostro preciso dovere. Per questo motivo, Presidente, annuncio convintamente il voto favorevole della Lega Salvini Premier. Grazie. Grazie, onorevole Barabba. Qui Parlamento. You feel the
once so strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else that you give it. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last. You played your game, used me like a pawn. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can feel your soul. Where there was love lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else that you're feeling. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last. Some of the nights I've been standing at the wall, blindfolded with a cigarette, waiting for the fall. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This time will be the last. Lo straordinario Lenny Kravitz ci addolcisce leggermente questa giornata per molti del ritorno al lavoro, alle proprie attività di routine. The Chamber del 2014, tra l'altro Lenny Kravitz, che ricordiamo fu protagonista involontario di una straordinaria fotografia a fianco di Clemente Mastella dell'estate del 2017, e non fu un fotomontaggio o un AI, ma furono proprio lo due esseri immortalati a Capri. Tra l'altro poi Mastella qualche anno dopo rivelò che lui manco sapesse chi fosse, e non so nemmeno se invece Lenny Kravitz all'epoca sapesse chi fosse il buon Mastella. Ma al di là delle battute, anzi, noi ne approfittiamo per mandare un grosso saluto e un abbraccio all'ex ministro della giustizia, che
come sappiamo sta vivendo un periodo non semplicissimo dal punto di vista della salute. Detto questo, noi siamo di nuovo qua con la rassegna stampa alle ore 9:36 minuti. Indecorosamente alla guida c'è Lorenzo Grossi e fra pochissimo, anzi adesso leggerò i vostri WhatsApp che voi avete mandato e che potete continuare a mandare al 340 670 9659. Ce ne sono tanti, cerco di andare abbastanza di fretta perché siete stati anche alcune volte un po' lunghini, ma vi perdono lo stesso. Partiamo con Maurizio che ci dice: Amatrice il terremoto 10 anni fa, ancora macerie, case abbandonate, cittadini fuori dalle loro case. Un'Italia così dove vuole andare? Magari a ricostruire l'Ucraina. E a proposito di Ucraina ci dice: sempre corruzione ai vertici del governo, la vice Zelensky con valigie di dollari, il più pulito Cialaroni. E noi sempre soldi a governanti corrotti, Ucraina ai vertici della corruzione mondiale, ma Zelensky non sa nulla, non dà nulla eppure. Non possiamo più dare tali aiuti, facciamo referendum su come vogliamo siano impiegati i nostri soldi e i sacrifici. E lui tanto blocca ogni tentativo di elezione perché c'è la guerra, ma intanto vediamo gli atleti ucraini in ogni disciplina come non mai. La democrazia del voto si chiede. E poi abbiamo un altro messaggio: difendiamo i nostri confini marittimi dalle invasioni barbariche. Pietro invece ci dice: bravo Piantedosi, le leggi si rispettano anche in Italia, non solo in Germania. Adesso i 6 naufraghi subito in Germania. E poi aggiunge: Zuppi, fai il tuo mestiere. Lorenzo da Como ci scrive: che differenza c'è tra gli scafisti che portano i migranti direttamente sulle coste italiane e l'ONG che raccolgono i migranti vicino alle coste africane e li portano da noi? È brutto dire, ma pare che anch'esse favoriscono la migrazione clandestina. Se le ONG commettono degli illeciti è giusto che siano sanzionate. Buona giornata. A proposito invece del cardinale Zuppi, che è stato citato prima in un WhatsApp, sentiamo un messaggio vocale che ci è arrivato questa mattina. Penso che possiamo andarlo ad ascoltare, se mi confermo dalla regia. Andiamo pure allora, grazie. Buongiorno a tutti, Sandro Firenze. Scusate, ma è possibile che ancora oggi la Chiesa Cattolica continui a rinfilarci la solita pappa fritta dell'accoglienza, regolarizzazione, solidarietà, salvataggio di tutti e di riempire l'Europa di mezza appia, se non tutta? Ma è possibile ancora questo? Non ho capito, tanta gente è stufa di questa cosa, non lo vogliono proprio capire. E poi un'altra cosa: invece di andare a giro per il mondo dicendo di fare quanti figli Dio ti manda, a parlare anche un pochino di un controllo delle nascite, in modo che un paese che ha un certo reddito pro capite, un certo PIL, possa mantenere in maniera dignitosa i suoi abitanti, invece di avere una massa di diseredati e poi chiaramente si riversano dove devono trovare una vita migliore, una specie di paradiso. E basta, per favore. Perfetto, così nel frattempo ultimo messaggio, Antonia che ci scrive: la soluzione per carburati è semplice, Russia, quindi immagino volesse dire appunto di acquistare il gas dalla Russia, che non vuole la fine della guerra, ha interessi economici finanziari e di chi muore chi se ne frega. Bene così. Allora io direi che possiamo ritornare sui giornali per la felicità del nostro caro amico Francesco. E allora abbiamo parlato delle discussioni tra maggioranza e opposizione sul caro carburante. Adesso però ritorniamo strettamente negli argomenti di giornata della politica interna e lo facciamo ripartendo dal Corriere della Sera e dalla lettera aperta che aveva mandato qualche giorno fa a Repubblica Giuseppe Conte contro il WOC e contro le sue degenerazioni, perché lo scontro tra gli alleati prosegue dopo l'attacco all'UOC da parte dell'ex presidente del Consiglio. Ce ne parla il Corriere a pagina 10, il Movimento 5 Stelle dice che smentisce che l'ispiratore fosse stato Bettini. No, l'idea è del capo, lo storico dirigente del PD. Lui ha un valore più alto di tanti politici.
Però lo sconto continua, peraltro poi nella pagina a fianco, a pagina 11, c'è un'irresistibile intervista rilasciata da Angelo Bonelli, che è il co-leader di Alleanza Verdi Sinistra. Dice: ora il programma con la contesa sulla leadership si perde alle urne, e poi aggiunge di non vedere eccessi sui diritti sociali. Nel frattempo lo stesso rappresentante dei Verdi smentisce categoricamente che Sigfrido Ranucci possa essere un candidato per il suo partito. È solo stato invitato alla festa di AVS. Scusatemi, a proposito di Ranucci e la Vitola, eccetera, eccetera, come avete notato io sabato non ne ho parlato, e vi dico che non ne parlerò neanche oggi per un paio di motivi in realtà. Uno, perché non sono emerse in questi ultimi 2-3 giorni delle novità clamorosissime, se non qualche voce di corridoio, soprattutto dagli ambienti Rai, ancora tutto da confermare, anche se ormai si dà per certo che l'addio di Ranucci alla conduzione di Report sia ormai scontato, ma soprattutto per un'altra questione. Qua c'è il mio cuore che si intenerisce, perché oggi, proprio oggi, è il compleanno di Sigfrido Ranucci, che compie ben 65 anni e, aperta parentesi, devo dire, portati anche più che discretamente bene. Questo lo dico senza alcun filo di ironia. Quindi facciamo così: almeno per oggi, per quanto mi riguarda, il buon Sigfrido lo voglio lasciare in pace. Gli facciamo tanti auguri di buon compleanno, che lo trascorra nel miglior modo possibile con tutte le persone a lui care, e quindi facciamo questa piccola moratoria per 24 ore. Poi, nel caso da domani o da mercoledì dovessero fuoriuscire altre notizie importanti ufficiali, sia sull'inchiesta che riguarda in questo momento Walter La Vita, oppure sul futuro professionale di Sigfrido, oppure magari qualche sua altra dichiarazione non esattamente lucidissima, ne riparleremo molto volentieri. Ma per oggi direi anche no, anche basta, anche perché già la settimana scorsa abbiamo affrontato in tutte le salse, e non ce ne vorrà il tempo diretto da Capezzone, che invece abbiamo seguito molto negli ultimi giorni, a partire dagli scoop sui compensi dei collaboratori della trasmissione di Rai 3, e anche poi della lunga lettera aperta della giornalista che aveva denunciato dei comportamenti perlomeno inappropriati da parte di Ranucci durante un suo colloquio di lavoro. Chiusa parentesi, torniamo invece al centrosinistra, al campo largo, e ancora al post walk, chiamiamolo così, perché le dichiarazioni di Conte di ormai 3-4 giorni fa continuano a far discutere. Però nel frattempo, a proposito di primarie, Niccolò Caratelli ci dice che è in corso la tela di Dario Franceschini proprio per evitare le primarie. Così ci facciamo del male. Le telefonate in corso, intercorse tra l'ex ministro ai big del PD, per mettere in campo una strategia anti-gazebo. Troverete qua appunto una pagina intera, pagina 11 della Stampa, nel ritaglio basso c'è anche Silvia Salis, che si prepara alla ribalta nazionale. La sindaca di Genova presenterà il suo libro a ottobre, inizierà un tour sulle televisioni, e forse potrebbe essere questo anche un modo per accreditarsi a possibile leader del campo largo e a possibile candidata presidente del Consiglio alle elezioni del 2027. A proposito di walk, vi leggo il breve editoriale che compare oggi sulla prima pagina del Giornale, a cura del direttore responsabile Tommaso Cerno. Il titolo è "L'islamismo cancella il walk". E così Tommaso Cerno: ho il singhiozzo, non ci credo, sono tornati i termini proibiti, froci, negri, eccetera. Non lo dico io, lo ha deciso la sinistra, anzi Giuseppe Conte, con la grazia tattica di chi annusa il vento prima di cambiare cravatta, ha abiurato il wok. La stessa cosa che idioti come me consigliavano di fare da anni, venendo bollati come fascisti e traditori.
Bentornato Giuseppi, quella sinistra che per anni ha brandito il dizionario come un manganello, colpevolizzandolo con chiunque non recitasse il catechismo LGBTQ, ora ripone l'arma, ma non illudetevi, non è redenzione, è solo un trasloco. Di male in peggio. Come ammoniva Ronald Reagan, la libertà non è mai a più di una generazione dall'estinzione. E noi siamo in pieno blackout, mentre la sinistra smantella l'anestesia moralista della Boldrini, non sta affatto liberando la libertà, sta solo cercando un padrone più severo della censura occidentale di antica memoria. Il fascismo rosso del politicamente corretto cede il passo a una nuova granitica ortodossia, l'islamismo radicale, che delle ambiguità liberali se ne fa un baffo. Il wok era solo l'antipasto insipido. Il menù che ci attende, fatto di sottomissione, ha ora un retrogusto amarissimo. Ripiangeremo il buonismo. Dopodomani il silenzio farà molta più paura. Così Tommaso Cerno nel suo editoriale di oggi su Il Giornale. Ma sempre sul Giornale voliamo alle pagine 6 e 7 perché si parla di fuga dal wok, le primarie del campo largo e quella data che non arriva mai. Infatti, secondo Pasquale Napolitano c'è una sorta di melina in campo, i Dem spostano il discorso, ipotesi gennaio 2027. Alleanza Verdi-Sinistra dichiara prima le idee e poi resta ancora il nodo della nuova legge elettorale. Per quanto riguarda invece il politicamente corretto, ormai la sinistra si è pentita troppo tardi. Questo lo dice Stefano Zurlo a pagina 7 del Giornale. Retomarci fuori tempo massimo sulla cancel culture dopo la provocazione di Conte. Per Casalino è stata danneggiata la comunità gay e Boldrini è imbarazzata. La destra strumentalizza. Interessante anche il discorso dell'esponente del Movimento 5 Stelle Maiorino che difende il suo capo. Passi indietro, chi lo dice ignora i fatti. E poi lo social spin a cura di Domenico Giordano. Per la rete tutta questa discussione è soltanto un puro calcolo anche elettorale. Ci trasferiamo sulle pagine di Libero perché di wok ce n'è ancora da parlare e c'è un doppio paginone, per l'esattezza pagina 6 e pagina 7. A pagina 6 c'è un lungo articolo di Alessandro Gonzato che mette in fila tutte le dichiarazioni di alcuni politici del campo largo, perché adesso, dopo Conte, sono tutti in retromarcia. La sinistra ha la faccia come il wok. La giravolta dell'ex portavoce del leader del Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino, gli immigrati rappresentano un pericolo per gli omosessuali, udite udite, mentre secondo Laura Boldrini c'è stato sì qualche eccesso, ma chissà da parte di chi. E poi parla anche Ilaria Salis. Vediamolo qualche virgolettato dei 4 personaggi appena citato. Sì, eccolo qua, appena citati. Laura Boldrini, la deputata Dem, ha detto che al netto di qualche eccesso sono state fatte necessarie battaglie contro le discriminazioni in Italia e poi ha aggiunto che l'approccio è stato diverso da quello tenuto negli Stati Uniti con slogan non così radicali. Secondo invece Rocco Casalino, l'immigrazione ed estremismo islamico sono tra le principali preoccupazioni degli italiani e anche di molti omosessuali che temono per la comunità LGBTQ in Europa. Sembra ascoltare un esponente qualsiasi di centrodestra, ma in realtà è stato a parlare il capo comunicazione di Giuseppe Conte durante i suoi 2 governi. Alessandra Maiorino è la senatrice del Movimento 5 Stelle che corre in soccorso del suo leader e dice che da lui sono state pronunciate parole di una chiarezza solare che non rappresentano in alcun modo una negazione di diritti. Infine, immancabilmente, Ilaria Salis, la
parlamentare europea di Alleanza Verdi-Sinistra, prima ha twittato che il wok è un fantasma agitato dalle destre e poi ha ritwittato nuovamente per dire che la priorità non è abbandonare il wok, bensì applicare la patrimoniale e tassare gli italiani. Oh, finalmente il ritorno della patrimoniale dopo quello che era già stato detto nella giornata di ieri proprio dalla Schlein insieme a Stefano Bonaccini, al presidente della regione Emilia-Romagna, nonché presidente anche del Partito Democratico. A pagina 7 vi segnalo 2 articoli. Il primo è uno, sono messi uno a fianco all'altro. Il primo si intitola "È un bluff, i compagni non cambiano, torna l'eterna doppiezza rossa, la propaganda riscrive le idee progressiste per calcoli elettorali". La firma è di un certo Giovanni Sallusti. Sarà mica l'omonimo del nostro direttore responsabile? No, penso proprio che sia proprio lui, quindi così anche per una questione di conflitto di interessi totale vi invito a leggerla, ma così come vi invito a leggere l'articolo a firma di Corrado Cone. Moda illiberale era contraria alla carta. Sempre a proposito del wok, il politicamente corretto si oppone all'articolo 21 della Costituzione, negando il pluralismo. Quindi un doppio paginone, ve lo consiglio, su Libero, pagina 6 e 7, quindi Libero si candida come uno dei quotidiani che può e merita di essere comprato questa mattina in edicola e merita anche di essere quantomeno sfogliato oggi il quotidiano La Verità, perché a pagina 3 ci parla dei guai della sinistra. È proprio il direttore Belpietro, il titolo del suo editoriale: "Il campo largo, orfano del wokismo, è solo banalità senza idee concrete. Il ritorno alla realtà è complicato per chi negli ultimi anni ha messo davanti ai salari i diritti LGBT e il clima. E ora Conte fa il qualunquista sulle disuguaglianze, la Schlein mente sulle bollette e Matteo Renzi resta ai margini, anche molto furbescamente, possiamo dire così". Quindi insomma Belpietro inchioda tutte le ipocrisie della sinistra sull'argomento del politicamente corretto. E a proposito del politicamente corretto, chi poteva essere una delle regine, una dei rappresentanti più autorevoli su questo argomento, sul tema molto largo del wok, del politicamente corretto e, se vogliamo, a margine anche della cancel culture, è la nostra cara amica Chiara Valerio, che a pagina 12 di Repubblica ci dice in maniera chiara che il wok ha esagerato, ma da quella cultura ho imparato tanto. La scrittrice aggiunge: "Mi ha convinto fin da subito l'aver evidenziato quanto le battaglie per i diritti non potessero procedere in serie, bensì in parallelo, un diritto insieme a un altro. Sono invece delusa dall'arroccamento sulle identità". Allora, io potrei anche leggervi interamente questo lunghissimo articolo a firma di Chiara Valerio, ma siccome comunque sono le 10:05 di mattina, qualcuno di voi si è svegliato molto presto, ecco, non vorrei che farvi provocare un effetto soporifero o, male che vada, farvi scaraventare per terra il computer, il tablet o qualsiasi strumento che state utilizzando per ascoltare in diretta la rassegna stampa. Ecco, quindi, però, per chi fosse interessato, io comunque ve l'ho segnalato. Pagina 12 di Repubblica, Chiara Valerio sul wok, che comunque confessa ha esagerato. Ci spostiamo di fronte, di coalizione, e ritorniamo sul Corriere della Sera perché si parla delle tensioni dentro la Lega, si parla di un negoziato che si infila dentro queste tensioni, i nordisti che affermano no all'uomo solo al comando. No quindi all'uomo solo al comando, non c'è una data per l'incontro con il segretario, ma si stanno già studiando le mosse sull'associazione.
e quindi nel partito calo di consensi e tensioni interni, dal mesi Salvini alle prese con i malumori interni alla Lega per il calo elettorale e dei sondaggi e per l'addio del vice segretario Vannacci e dei deputati passati con Futuro Nazionale. Il Fronte del Nord, guidato da Zaia, Fontana, Federici e Fugatti, ha chiesto un modello tipo CDU-CSU, partito nazionale e componente regionale con autonomia e budget. C'è un altro tipo di richiesta, ovvero la leadership condivisa. Il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, chiedo scusa, il governatore lombardo Attilio Fontana hanno proposto una segreteria collettiva da affiancare a Salvini, composta da Zaia, Federica e un sindaco. Però c'è l'ultimatum di settembre. Matteo Salvini ha già escluso modifiche allo statuto, ma il pressing su di lui continua e la richiesta del Fronte del Nord è di sciogliere i nodi prima del raduno di Pontida del prossimo 20 settembre. Di problemi riguardanti la Lega ne parla anche il Giornale, e quindi ricominciamo a pagina 8. L'estate di Salvini tra la gente, mi chiedono di non mollare. Il segretario rilancia Pontida. Gli elettori chiedono risposte su sicurezza, tasse e immigrazioni. Nel frattempo Vannacci candida in Calabria un consigliere di Forza Italia e c'è l'ira del governatore Occhiuto. Non abbiamo niente in comune con Futuro Nazionale. Nell'anno della morte di Umberto Bossi si tornano a celebrare le origini del movimento, così il Giornale con un articolo a firma di Michel Dessy. A pagina 9 invece prosegue il pressing della Lega sulle pensioni per l'uscita volontaria a 64 anni. Intanto la ministra Calderoni appoggia la proposta del fondo previdenziale per i nuovi nati. Ce ne parla a pagina 9 Marcello Astorri. Per quanto riguarda sempre le tensioni dentro uno dei partiti più importanti del centrodestra, ritorniamo velocemente su Repubblica, perché a pagina 21 si parla della lunga crisi della Lega, tessere dimezzate e poche feste nei paesi, dice, ma così almeno Matteo Pucciarelli, perché in Lombardia e in Veneto iscrizioni crollate, gli eventi della base sono passati da 80 a una dozzina. Romeo, la gente non ci segue. Mentre invece in taglio alto, sempre a firma di Pucciarelli, abbiamo un Vannacci che per l'appunto ruba il candidato a Forza Italia e l'ira di Occhiuto, mai con lui. Alle suppletive di Reggio Calabria, Futuro Nazionale va contro il centrodestra e lancia l'ex forzista Giannetta. Basta politica rancida. Finiamo questo excursus sul centrodestra facendovi vedere gli ultimi due quotidiani in merito a questo argomento. Quindi a pagina 8 di Libero, in taglio basso, il tema appunto Reggio Calabria, Vannacci candida il capogruppo di Forza Italia in regione, e alle suppletive Futuro Nazionale lancia l'ex azzurro Giannetta, il re del governatore Occhiuto, e fuori dalla mia maggioranza non abbiamo nulla a che spartire con il partito di Vannacci. Infine la sferzata che possiamo trovare a pagina 13 del Fatto Quotidiano, a firma, come tutti i lunedì, di Silvia Truzzi, a proposito del generalissimo, perché a inizio agosto Vannacci ha illustrato il programma di Futuro Nazionale, che contiene svariate pericolose proposte per maschi alfa un po' fasci, come l'abolizione del femminicidio, che in questo agosto miete vittime con tragica frequenza, per giustificare la proposta di taglio di sussidi ai migranti. Il generale aveva citato un passo di San Paolo: chi non lavora neppure mangi, però l'aveva arruolato chiamandolo camerata. E così il 19 agosto 11 sacerdoti che fanno parte della Fondazione Interesse Uomo gli hanno scritto una lettera. Accostare San Paolo è un'espressione legata a ideologie totalitarie, è una strumentalizzazione della fede. E a proposito della citazione, l'Apostolo parlava di responsabilità fraterna. Si è aggiunto poi anche il movimento dei cristiani riformisti, il cui presidente ha accusato Vannacci di scambiare l'esortazione morale con la disciplina da caserma. Insomma, scherzi coi fanti, ma lasci stare i santi. E quindi, Signore, perdonalo, anche se benissimo sa quello
che fa. Allora, sosta sì, però sempre temporanea, contate giusto pochissimi secondi e riappariremo live, si viaggerà verso il meridione, anche se con una modalità un po' atipica, quindi non scappate via e del resto non sembra, ma stiamo tornando. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che scoprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito e vado via, mi vita così sia. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud. Continente vivo desaparecido solo qua, sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora. Mille fuochi accesi, mille sassi sulla via, mentre un eco piano da lontano sale su, qua giù. Un pianto lungo secoli che non ti immagini, è polvere di polvere, polvere di polvere, di storia immobile. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud. Ogni terra ha un nome ed ogni nome è un fiore dentro me. La ragione esplode ed ogni cosa va da sé. Mare accarezzami, luna ubriacami, Rio Santiago, Lima, Holguín, Buenos Aires, Napoli, Rio Bahia, Santiago, Holguín, Buenos Aires. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud. Sole, sangue, sesso e 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 sud. La dignità degli elementi, la libertà della poesia, al di là dei tradimenti degli uomini. È magia, è magia, è magia, è magia. Sole, sangue, sesso e sud. Sole, sangue, sesso e sud. Sopra un'onda stanca che mi tira su, mentre muovo verso sud. Sopra un'onda che mi tira su, rotolando verso sud.
Sì, di nuovo qua, in onda, in diretta su Radio Libertà con la rassegna stampa e con I Negrita, rotolando verso sud del 2005 e ci apprestiamo quindi ad avviarci a un comodo finale di trasmissione dove voi sarete i protagonisti. E come? Beh, parlandoci direttamente al telefono e quindi potete già da adesso prenotarvi allo 02 92 94 7222 e interverrete qua. Senza filtri né censure, la vostra radio. Ma prima di lasciare la voce a voi, se naturalmente lo desiderate, innanzitutto vi leggo velocemente altri 2 messaggi WhatsApp che ci sono arrivati al 340 670 9659. Marila ci scrive: i tedeschi ci portano la massa, si tengono chi gli serve e ci rispediscono gli altri. Mentre Carmen ci dice: no a un uomo solo al comando, allora non si deciderà più niente. Perché Zaia e Federica non rilasciano dichiarazioni e Romeo voleva pubblicità per il suo libro? Così almeno questa è ovviamente l'opinione di Carmen. E grazie ancora a tutti quanti voi per i tanti messaggi che ci mandate. Io cerco il più possibile di leggerli tutti, ma come spero ovviamente di riuscire a potervi mandare in onda il più possibile al telefono. Riprendiamo quindi la lettura dei giornali. Brevemente andiamo a vedere che cosa ci regala un bel fico secco, ma diciamo che quello che purtroppo ci viene esposto dalla cronaca nera. In realtà quello che vi voglio leggere è, se non sbaglio, è l'unico quotidiano che lo mette in prima pagina nel titolone centrale, è Libero, perché si ritorna a quello che è successo lo scorso Capodanno a Crans-Montana e dopo la strage le violenze. Moretti finalmente dentro l'uomo indagato per il rogo di Capodanno nel suo locale di Crans, che causò 41 vittime e ora è stato arrestato con l'accusa di avere picchiato la moglie. Ce ne parla Claudia Osmetti, la troviamo già trovare qua nella prima pagina di Libero. Jacques Moretti, il gestore del disco pub di Crans-Montana, andato a fuoco a Capodanno uccidendo 41 persone, torna in carcere, ma non per i fatti della Costellazione, bensì per gli atti di violenza nei confronti della moglie Jessica, anche lei coinvolta nell'inchiesta sull'incendio. Sarebbe successo nella villa che condividono i due nel Canton Vallese nella notte tra l'11 e il 12 agosto. Quindi questa è la notizia che è arrivata ieri, che Libero ha deciso di mettere ben in evidenza in prima pagina. Mentre per quanto riguarda altre notizie legate alla cronaca nera, e possiamo anche farle vedere in onda a pagina 18 del Corriere della Sera, appunto anche qua l'aggressione in casa, Jessica finisce in ospedale, Moretti torna in carcere, i titolari del Constellation di Crans, i maltrattamenti del marito. La difesa appunto di Moretti, gli avvocati dicono hanno affrontato insieme una prova particolarmente intensa da gennaio, e direi che non è il caso di aggiungere ulteriori commenti, non è proprio il caso. Mentre invece, giusto darvi conto, sempre dal quotidiano di Via Solferino, sulle pagine 19 della notizia del closciardo ucciso a calci, il video che appare sui social, è successo a Caserta ed è stato arrestato un cittadino ucraino, il vescovo Lagnese. La fine di Guido interpella la coscienza di tutti, articolo a firma di Piero Rossano. Secondo quelle che sono le prime indagini, le prime ricostruzioni, le immagini hanno aiutato gli investigatori
a individuare il presunto aggressore. In taglio basso, sempre a pagina 19 del Corriere, è un'altra notizia che riguarda i guai di un altro trapper perché in casa droga una pistola clandestina, ed è stato arrestato il rapper Tony Boy a Milano, che ha avuto anche la pensata di far partire una diretta Instagram e di far filmare i poliziotti che facevano una perquisizione nel suo appartamento, e l'arma era carica. Il live di Tony Boy su Instagram ha raccolto più di 1 migliaio di fan. Da un lato c'è la polizia, dall'altro lui: "Sono in casa mia, loro sono in casa mia senza mandato, 15 sbirri stanno perquisendo tutto". E certo, se c'è una notizia di reato, qualcosa bisogna pur fare, caro il mio Tony Boy. Nel frattempo c'è anche la notizia del bracciante trovato morto nel bagagliaio dell'auto. Un anello d'argento con una pietra rossa è uno dei pochi elementi attraverso i quali la famiglia ha potuto riconoscere il corpo di Saddam Hussein, 32 anni, pakistano, scomparso il 4 agosto e ritrovato morto 21 giorni dopo nel bagagliaio della sua auto parcheggiata a pochi chilometri dalla baraccopoli di Borgo Mezzanone. Siamo alle porte di Foggia. La procura della stessa città pugliese indaga contro ignoti per omicidio volontario. Sarà l'autopsia già disposta a chiarire le cause della morte e a stabilire quando sia avvenuta. A trovare l'automobile è stato il fratello Nazim. Saddam lavorava con il fratello e altri braccianti nelle campagne di Cerignola e utilizzava la propria auto per trasportare i lavoratori da Borgo Mezzanone ai terreni agricoli. Dal 4 agosto si erano perse le sue tracce. Saddam è arrivato in Italia 4 anni fa per costruirsi una vita diversa. La sua famiglia aveva contratto dei debiti per organizzare il viaggio e una volta in Italia aveva cominciato a lavorare nei campi. È arrivato in Italia inseguendo un sogno con la speranza di migliorare le condizioni della sua vita e della sua famiglia, dice il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca. Ha accettato di tutto pur di risanare il proprio debito, anche di vivere in quella baraccopoli che è diventata la sua prigione e poi la sua tomba. Ora gli investigatori dovranno ricostruire le sue ultime ore di vita. Così ci racconta la cronaca Giuseppe Di Bisceglie a pagina 19 del Corriere della Sera. Però, arrivati in questi ultimi 15-16 minuti di rassegna stampa di oggi, lunedì 24 agosto, permettetemi di andare, come cerco spesso di fare nella conclusione di puntata, verso notizie un pochettino più leggere, visto che è stata comunque 1 ora e mezza non semplicissima. Ci siamo dovuti un po' abbiamo dovuto affrontare diversi ostacoli in questo inizio di settimana, tra notizie riguardanti le guerre e l'economia, e anche alcuni scontri politici interni, alcuni divertenti, alcuni forse fanno un po' più riflettere, ma voliamo sulla stampa perché c'è questo racconto che ci fornisce Caterina Malanetto a pagina 20, appunto, del quotidiano torinese, e parla della scelta di Simone, fuggito da Roma, la mia nuova vita in Valle d'Aosta, a Chamois, il pane come una volta. Così un forno del Settecento torna a rivivere grazie a un filologo, questo Simone, che racconta di avere recuperato i semi di segale autoctoni e il mestiere lo ha imparato da un anziano del posto. A Chamois il profumo del pane non si sentiva da tempo. Un bar, poco più di 100 abitanti. Qui i generi alimentari arrivano con la funivia, il solo contatto con il resto del mondo, perché Chamois, oasi di pace incastonata nelle montagne valdostane, è l'unico comune della terraferma in Italia non raggiungibile in auto. Ed è proprio là, un po' per caso, che Simone Cecchetto ha scelto la sua missione: far rivivere la pietra del forno comunitario del paese, fredda ormai da più di 60 anni. Era il 2023 e da quel giorno a Chamois è tornato il profumo di pane, e non un pane qualsiasi, bensì il pane nero delle Alpi, la cui ricetta originale
rischiava di scomparire. Non avevo mai fatto il panettiere prima, sono un filologo greco, racconta ridendo Cecchetto, biellese, classe 1989, quindi un mio coetaneo. Si trasferisce a Roma con il sogno di diventare un accademico, ma dopo il dottorato si accorge che qualcosa non va. Quel ritmo frenetico, lo smog, il traffico semplicemente non facevano per me, ricorda. E così il pensiero vola dalla capitale alle montagne, dove da bambino aveva passato tante estati. A Chamois suo padre aveva costruito una casetta di legno e pietra. Cecchetto mette i suoi volumi di greco in valigia e così parte verso il nord. Eccola qua, quindi la potete ritrovare, rileggere a pagina 20 della Stampa, con la fotonotizia che ritratta, che ci fa mostrare il ritratto del pan nere, ovvero il pane nero tradizionale, che ha un'alta percentuale di segale. La forma a croce facilita la cottura e richiama il sacro. Dal pane passiamo invece a temi più legati alla cultura, temi più anche letterari, perché il giornale a pagina 28, e fra poco lo possiamo vedere insieme, eh sì, grazie a Chiara Clausi, intervista Chris Whittaker. Chris Whittaker, autore bestseller, che ha pubblicato il libro Tutti i colori del buio, edito da Einaudi, e dice che nel buio del thriller lui cerca la sua fuga. Racconto la storia inquietante di un bambino che scompare. Il trauma è la sua formazione. In effetti, dandovi giusto un piccolo riassunto, una brevissima sinossi del libro: nel bosco di Montclair, Missouri, una mattina del 1975, un adolescente scompare, ed è l'inizio di un'epopea lunga 30 anni. È un successo internazionale da ben 3 milioni di copie ed è stato scelto come libro dell'anno dal Washington Post, Amazon, Waterstones, Audible, Apple Books, Google Play, e inoltre è stato anche finalista del Goodreads Choice Award. E quindi, per chi fosse interessato, potete leggere l'intervista al caso letterario prodotto da Chris Whittaker a pagina 28 del quotidiano Il Giornale. Invece passiamo da tutt'altro argomento, o meglio rimaniamo nell'ampio settore culturale, che riguarda però anche lo spettacolo, e quindi Libero, a pagina 19, intervista un attore italiano che, insomma, tra gli anni soprattutto 80 e 90 ha recitato in diverse pellicole. Stiamo parlando di Jerry Calà. Il mio sogno d'attore è fare un commissario scalcagnato. Intervista a cura di Paolo Maccarti sulla carriera e sul futuro di Jerry Calà. La mia vita professionale attualmente è incentrata sullo show dal vivo, ma starà a vedere. Ho detto no a Silvio Berlusconi perdendo un'infinità di soldi. E poi, durante l'intervista, per chi fosse curioso, c'è anche un aneddoto su quella volta che i critici mi chiesero scusa. C'è quindi un intero paginone, pagina 19, Paolo Maccarti che intervista Jerry Calà, mentre sempre nella medesima pagina Daniele Priori annuncia che Woody Allen è pronto a tornare sul set alla veneranda età di 90 anni. Woody Allen è pronto a tornare sul set sfidando l'ideologia woke e anche l'anagrafe, che in autunno lo vedrà compiere la bellezza di 91 anni. A Hollywood lo avevano praticamente messo all'angolo, ma il grande cineasta evidentemente non ha alcuna intenzione di farsi rottamare. Secondo quanto riferisce il sito USA Showbiz 411, infatti il regista newyorkese si prepara a girare in autunno il suo film numero 51, con le riprese previste a Madrid tra settembre e ottobre. Il progetto, che potrebbe intitolarsi semplicemente Madrid, non ha ancora un cast ufficiale, ma la notizia, se confermata, avrebbe un sapore particolare. Dopo essere stato
progressivamente escluso dal sistema produttivo americano sulla scia delle accuse e delle controversie che lo hanno accompagnato per anni, e Woody Allen continua infatti a lavorare in Europa, e del resto non è la prima volta che la Spagna porta fortuna al cineasta proprio là. Infatti nacque per esempio Vicky Cristina Barcellona, il film che regalò a Penelope Cruz il premio Oscar, e poi l'ultimo Coup de Champ, girato in Francia, anche lui aveva raccolto buone recensioni. Il film sarà inoltre accompagnato da un nuovo romanzo e da una pièce teatrale a certificare il genio inarrestabile di Woody, e quindi Woody Allen che non si ferma nonostante ben 9 decenni di esistenza, ma ormai da tantissimo tempo continua a sorprendere, a farci ridere al cinema. Insomma, la creatività di certo lui non l'ha persa, tra alti e bassi, come del resto è normale che sia per i grandi attori, i grandi registi, i grandi sceneggiatori. Lui è sicuramente un capostipite a livello mondiale, ma insomma, questa è la notizia che ci riporta oggi a pagina 19 Libero. Invece, a proposito di sempre spettacoli, passiamo dal teatro, dal cinema, e andiamo, catapultiamo, ce la possiamo fare, a pagina 19 del quotidiano La Verità, perché anche qua c'è un'altra intervista piuttosto interessante. Fra poco la vedremo, il tempo che ce la fa ricaricare. Eccola qua, a pagina 19 c'è l'intervista a Don Bachi, il quale dice che festeggia i suoi 87 anni facendo concerti e scrivendo un libro. Il cantautore dichiara che pure i giovani vengono a vederlo e lo contattano molto frequentemente. Don Bachi dice di amare Frank Sinatra, Sergio Endrigo e Gino Paoli, mentre invece definisce, qua sono le sue testuali parole, pallosi Fabrizio De André e Francesco Guccini. Insomma, un'opinione un po' forte, io permetto di non condividerla totalmente, ma così giustamente è. Nella sua lunga intervista, Don Bachi dice che a volte il pubblico gli chiede dei brani che possono in qualche modo ricordare il passato. Per chi fosse interessato può trovare quindi tutti i dettagli a pagina 19 del quotidiano La Verità, che appunto ha intervistato Don Bachi. Ecco qua un ultimo virgolettato: a volte il pubblico mi chiede brani che neanche ricordo. La sua canzone Sognando nacque da un incontro con un ragazzo autistico. Ci tengo alle mie canzoni più impegnate. Sempre restando nell'ambito musicale, vi consiglio molto caldamente anche di leggere un'altra intervista a un esponente musicale probabilmente meno famoso a livello mainstream del sopracitato Don Bachi, ma che comunque ha una storia veramente molto interessante, e ce ne parla a pagina 23 del Corriere della Sera Massimo Sideri, che intervista, eccolo qua, Alessandro Quarta. Alessandro Quarta è un violinista, polistrumentista, che negli anni ha collaborato con diverse star come Céline Dion, Roberto Bolle e Lenny Kravitz, di cui abbiamo ascoltato un brano pochi minuti fa. E il buon Alessandro Quarta ci dice: Santana mi voleva per un live, ho tolto le mie collane e le borchie solo per uno Stradivari da 30 milioni, devo la mia fama a Roberto Bolle. La lunga intervista la potete trovare a pagina 23, Massimo Sideri che intervista Alessandro Quarta, che aggiunge tra le tante cose l'album con Didi Bridgewater ci fermò soltanto il Covid, il primo vinile fu acquistato grazie a Red Ronnie, e il suo desiderio più grande in questo momento è
quello di suonare con Sting. Una citazione un po' alla Petromennea, lui dice di sentirsi nero dentro, ho studiato tutti i classici, ma anche il blues di B.B. King e di Buddy Guy. Poi avevo un Alessandro Gaiano del 1723, gli disse addio a causa di un tumore al collo. Per saperne di più e per scoprire un personaggio che magari non è molto in vista come invece meriterebbe, vi consiglio assolutamente di leggere l'intervista che Massimo Sideri ha fatto a Alessandro Quarta a pagina 23 del Corriere della Sera. E con questa lettura dell'articolo si conclude la rassegna stampa, però prima di dare il gong ufficiale a questa puntata, vediamo un attimo se ci sono altri messaggi WhatsApp e nel frattempo andiamo subito a vedere chi ci scrive. Ci scrive Ida: buongiorno, lasciate stare Salvini e se Zai e compagni non sanno cosa fare non devono demolire Salvini per il loro tornaconto. Lavorate per aiutare la Lega a crescere e non come stanno facendo i futuri disoccupati. Poi vediamo un attimo, mi chiedono di aprire le linee, fa parlare la gente. Io ho detto che le linee sono aperte, quindi ci potete trovare quando voi avete ancora 3 minuti di tempo. Nel frattempo vediamo un attimo se è uscita qualche ultima ora, andiamo a vedere sul sito dell'ANSA. Ci sono riportate le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dice: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il Capo dello Stato dichiara ripristinare la normalità spezzata 10 anni fa esatti. La Meloni conferma l'Appennino centrale rinascerà. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Così in una dichiarazione Sergio Mattarella sul terremoto di Amatrice, o meglio sui 10 anni dal terremoto. Abbiamo 2 minuti, abbiamo giusto 2 telefonate, quindi vi chiedo rapidità, una ciascuna. Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Buongiorno, sono Lisetta. Buongiorno Lisetta, buongiorno a lei. Altro argomento che succede in Italia, specie ieri, di domenica. Sì. Allora, signor Lorenzo, che non c'entra niente naturalmente con tutta la rassegna stampa, però bisogna mettere in evidenza anche queste. Ci vogliono lezioni più rigorose nelle scuole guida, signor Lorenzo. Allora, troppi giovani muoiono sulle strade per errato comportamento, secondo me, alla guida o mancato rispetto della velocità. Secondo il mio modesto parere, signor Lorenzo, dobbiamo rendere più serie e rigorose le lezioni di scuola guida per ottenere la patente. Il codice, cosa dice, della strada stabilisce, mi sembra, un corso teorico strutturato su 25 argomenti, come segnaletica, norme di comportamento, circolazione e velocità, funzionamento motore e solo 8 ore di guida pratica. Guida, signor Lorenzo, pratica con un istruttore che comprende, mi sembra, conoscenza veicolo, manovra base, circolazione traffico urbano, extraurbano e autostradale. Le ore di guida, secondo me, si riducono a poco tempo. Prendono la patente, signor Lorenzo, e poi si vanno a schiantare contro un albero oppure un frontale per poca dimestichezza del mezzo, secondo me. I vari comitati vittime della strada, dico io, dovrebbero ottenere più rigore nelle scuole guida ed aumentare le ore di guida pratica. E voglio terminare per dare ai giovani patentati più strumenti per non commettere errori. Nient'altro, la saluto e buona giornata. Sono io che saluto lei, grazie signora Lisetta. Non so se abbiamo ancora un'altra telefonata in linea, proprio velocissimi minuti perché siamo già fuori tempo massimo. Buongiorno, con chi parlo? Pronto? Sì, pronto. Si può parlare? Sì, prego, le do proprio 30 secondi di orologio, però mi chiedo scusa per la fretta, ma dica pure. Mi sente allora? Sì, sì, la sento, la sento. Nulla, mi riferisco alle ultime notizie sulla Lega, sì. Dove dal nord Zaia, Federica
e Fontana parlano di 3 leghe. È sbagliato. Che facciamo? Torniamo indietro come ai tempi delle macro regioni? È sbagliato. La Lega deve essere una e a livello nazionale, come sta facendo Salvini. Ora, i 3, io li inviterei, sì, sono d'accordo per l'autonomia, per il federalismo, sono il primo a essere d'accordo. Immagini che mio suocero è di Conegliano e parente di Zaia. Okay. Pertanto, però li invito mentalmente a orientarsi più su cose a livello nazionale. Non c'è, altrimenti con un'Europa così com'è, una Lega divisa in 3 parti, piccolina, ma dove andiamo? Dove andiamo? Che si ragioni col cervello. Grazie a lei per questo intervento. Allora sono le 10:32, quindi devo assolutamente salutarvi. Ringrazio Francesco per la più che mai imprescindibile collaborazione tecnica e regia. Vi invito a rimanere qua collegati su Radio Libertà, mentre noi con la rassegna stampa ritorneremo domani puntuali, sempre alle ore 8:30. Io sottoscritto Lorenzo Grossi, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali pressoché inesistenti, vi auguro un buon proseguimento di giornata, tantissimi cari saluti e mi raccomando, come al solito, fate bravi se potete. Ciao!